Ok, ci troviamo nella frazione di San Benedetto. In questa zona ci sono questi carrelli delle miniere. Qua c'era un'antica decauville mineraria, cioè una piccolissima ferrovia a scartamento ridotto, e i vagoncini trasportavano il minerale della vicina miniera e lo scaricavano poi da questo impianto tramite questo dispositivo ribaltatore. I vagoncini entravano qua dentro, poi questo affare qua era su due rulli e veniva scaricato il materiale giù. Sistema ingegnoso, se consideriamo che è una roba che ha lavorato fino ai primi decenni del Novecento, credo. È tutto qui sospeso nel tempo. Ok, abbiamo abbandonato una stradaccia terribile che, se sapevo, avrei evitato, visto che questa qua è assai più comoda, e adesso andiamo verso la miniera di Mala Calzetta su questa strada carrabile che dovrebbe essere abbastanza buona, credo, speriamo. Ok, proseguiamo. Oltretutto questa strada qua non è a rischio di foratura perché c'è solo ghiaia, mentre nell'altra c'era parecchia roba spinosa e diversi pezzi li ho fatti a mano perché non voglio rischiare di forature, che poi tornare alla macchina è un bel casino, se no. Miniera di Mala Calzetta, o almeno quello che ne rimane. Adesso facciamo un giro per qua e poi proseguiamo in direzione Arenas con molta cautela, che non vorrei mai bucare, perché qua a uscire da queste montagne c'è da ridere poi se devo cambiare la camera d'aria. Speriamo bene. Poi c'è ancora il vecchio cartello di località Mala Calzetta spezzato in due. Avrà sicuramente un sacco di anni. Questi sono alcuni dei ruderi del villaggio minerario. Stiamo parlando di roba dell'800, comunque molto vecchio. Questo era probabilmente il villaggio degli operai. Qua vediamo un po' che cosa c'è da vedere. Sono ovviamente tutti i ruderi. Qua c'è addirittura una vecchia ciminiera con un condotto dei fumi. E una vecchia stazione di una centrale elettrica, credo. Sono probabilmente dei vecchi ruderi di una centrale elettrica, e questa doveva essere una laveria, credo, qualcosa del genere. Qua ci sono addirittura ancora delle gallerie aperte. Cazzo, guarda qua. Delle gallerie aperte con una fortissima corrente d'aria. Ma infilarsi qua dentro non mi sembra il caso. Ok, proseguiamo di là. Vediamo cosa c'è da quella parte. Capretta, bella tranquilla. Ok, questa era la laveria di Mala Calzetta, dell'ex miniera. Di là ci sono alcuni edifici. Chi lavorava qua, questo è un grande casermone, probabilmente serviva come alloggio per gli operai. Ci sono alcuni ruderi della miniera, adesso andiamo a vederne qualcuno da vicino, poi proseguiamo il giro. Casermone doveva servire d'alloggio probabilmente per i minatori che lavoravano qua, piuttosto grosso. C'è ancora i vecchi isolatori in ceramica del vecchio impianto elettrico. Questa è roba proprio d'epoca.
completamente solitario, sembra che non ci sia nessuno qua. Ok, c'è là sopra, sembra che sia tutto aperto. Ok, siamo nei pressi dei 3 vecchi forni. Adesso vediamo un attimino la strada da dove prosegue. Ecco 4 caprette al pascolo che mi osservano incuriosite con le loro ben note capacità alpinistiche. Ecco un altro dei trenini che probabilmente facevano servizio qui nelle miniere, che adesso è completamente dismesso. Questa qua era la cosiddetta autopala, che serviva per evitare il lavoro di carico a mano dei vagoni. Qua ci sono una serie di vagoncini e una motrice, una piccola motrice. Questi sono gli scavi della miniera d'Arenas. Pensate un po' che dal villaggio di Tinì là sopra non era possibile vedere gli scavi perché c'era la collina in mezzo. È stata completamente arrosata al suolo in decine di anni di sfruttamento. Pazzesco. Questo è uno dei tanti castelli di un pozzo che adesso è completamente chiuso. È stato ovviamente chiuso per ragioni di sicurezza. Questo era probabilmente il motore con l'argano che serviva a comandare tutto quel gingillo lì. Ormai è tutto arrugginito e abbandonato da decenni. Ok, ci troviamo presso la laveria Gede Carru, sulle montagne, praticamente sui monti del Marcanale. Sul fondovalle c'è praticamente Flumini Maggiore. Questa strada porta fino là, però l'ho fatto varie volte con la moto, ma in macchina c'è poco da fidarsi perché ci sono dei punti veramente brutti. Ora daremo comunque un'occhiata ai ruderi di questa laveria delle miniere, vediamo un po' che cosa, se c'è qualcosa di interessante da vedere. Questi grossi vasconi di cui parte legno, non so bene a che cosa servissero. Forse era della roba che serviva per separare magari i vari tipi di materiali. È una struttura metallica e poi in legno. Ci sono delle specie di grossi ingranaggi. Qua gran parte del tetto è crollato, quindi non c'è troppa sicurezza. Infatti diamo un'occhiata dall'esterno senza avvicinarci più di tanto, perché c'è un grosso carro ponte con una specie di rotaia. Non so questo edificio che cosa ci facessero. Ok, adesso diamo un'occhiata all'interno a vedere un po' i ruderi dei vecchi macchinari, se c'è ancora qualcosa, con molta attenzione, perché sì, qua c'è decisamente qualcosa. Accidenti, quanta roba. Camminiamo con molta attenzione, guardando bene dove mettiamo i piedi. Queste macchine chissà che cosa cavolo servivano.
Qua c'è una bella scritta in bella vista: attenti agli infortuni. Un po' ipocrita considerato l'ambiente che ho di lavoro. Farsi male, non farsi male qua doveva essere probabilmente veramente questione di fortuna. Questi macchinari, boh, chissà cosa servissero. Qua c'è una specie di motore, una grossa vasca che, boh, chissà cosa serviva. Questo era probabilmente un compressore o chissà che altro. Queste macchine erano alimentate elettricamente, ma si usava il vapore senza ombra di dubbio. Questo che cos'era? Aria compressa, filtrato, non filtrato. Ecco di nuovo la scritta attenti agli infortuni. Questo pavimento è abbastanza solido, però meglio non fidarsi. Qua che cosa c'era? Una specie di stanzino, un cucinino, una stanza bagni, che cos'era? Molti sono venuti a lasciarci della roba qua dentro. Questo potrebbe essere da pratica, vabbè, ma chi mai potrebbe venire a dormire in un posto del genere? Non penso proprio. Allora, vediamo quegli altri macchinari là, che cavolo sono. Qua c'è delle altre macchine con dei grossi ingranaggi che, boh, va a capire cosa potevano servire. Qua è recintato, ma non c'è nessuno. Macchinari veramente mastodontici comunque. Beh, senza dubbio lì dentro ci entrava del materiale che poi veniva separato in qualche maniera. Qua c'è un grosso ingranaggio. Accidenti. Questa doveva essere la bocca di una galleria che però è stata murata per ovvie ragioni di sicurezza. Macchinari giganteschi. Eternità tutto andare. Qui c'è una grossa ruota. Pazzesco. Diamo un'occhiata qui dietro con molta attenzione. Ecco perché qua il tetto è venuto tutto giù. Ah, ok, questi sono gli affari che abbiamo visto prima. C'è un'uscita, certo che chi lavorava qua, povero lui, deve essere un lavoro veramente infame. Sembra la macchina del Titanic. Guarda questo affare qua, che diavolo poteva essere? Guarda solo gli ingranaggi, che razza di portata. Accidenti, che razza di macchinario. Però facevano le cose bene, tant'è che i denti dell'ingranaggio sono addirittura elicoidali per evitare il rumore, per quanto qui dentro potesse esserci poco rumore, ma ne dubito. Ci sarà stato un frastone infernale quando queste macchine lavoravano. Sembra una roba che somiglia a una betoniera. Quella probabilmente tritava il materiale e poi boh, chissà dove andava a finire. Ragazzi, ecco a voi un pezzo vintage. Questo è un isolante di ceramica del vecchio impianto elettrico che c'era qua. avrà 60-70 anni questa roba. All'epoca si usavano questi come isolatori per gli impianti elettrici.
Ok, con questa vista d'insieme lasciamo questo luogo abbandonato nell'oblio a se stesso e ci rimettiamo in macchina per tornare verso la zona più popolata. Anche perché qua non c'è veramente nessuno. Comunque mi viene da pensare, quando questo macchinario era in funzione, che c'era la gente che ci lavorava. Accidenti, deve essere un lavoro bello duro questo, eh. Il soffitto tutto mezzo sfondato. Bisogna dire che sta veramente super miracolo, quindi conviene tornarsene da dove siamo venuti. Ok. Questo sarebbe interessante da provare, ma ormai è già tardi. Fare quel giro di prima, ho perso un sacco di tempo e niente, bisogna rimettersi sulla strada del ritorno. Poi un giorno o l'altro lo proverò anche questo. Deve essere veramente bello. Boh. Certo, bisognerebbe essere anche in compagnia per fare queste cose, eh. Qua c'era un vecchio gabbiotto che sembrava quasi una guardiola. Probabilmente lo era. Deve essere una guardiola per chi arrivava a lavorare nella zona di sopra. Eh sì, è ancora qua. Tutto diroccato, ma è ancora qua.